Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Dal satellite notiamo come alcuni rovesci temporali agiscono al nord-est, sul Triveneto in modo particolare e sull'Appennino tosco-emiliano, mentre si avvicina un nuovo fronte fresco in transito da nord-ovest che porterà un nuovo lieve calo termico, ma comunque su valori di caldo gradevoli dappertutto. L'anticiclone africano continuerà a rimanere relegato tra il Marocco e la Spagna, consentendo quindi temperature gradevoli un po' dappertutto, valori massimi tra i 30 e i 33 gradi al nord fino a 35 gradi al centro, ma l'afa è nettamente ridotta. Dalla nostra grafica possiamo notare come in questi giorni, nella giornata di mercoledì, l'anticiclone africano sarà ancora relegato sul Nord Africa, sulla Spagna. In questo caso consentirà quindi all'anticiclone azzoriano di recuperare terreno su parte dell'Europa nord-occidentale, colpendo anche leggermente l'Italia, favorendo anche sull'Italia condizioni di bel tempo, caldo estivo, ma senza eccessi. Avremo temperature di caldo gradevoli con qualche rovescio in transito sulle zone prealpine e centro-orientali, sulle pedemontane nel pomeriggio sera di mercoledì, ma saranno fenomeni comunque deboli, se non localmente moderati solo sui monti, a causa di questa depressione che troviamo sulla Scandinavia e la Danimarca, che porta all'arrivo di queste correnti fresche che mantengono temperature su valori in media col periodo, se non leggermente sopra. Valori termici quindi che sono in media col periodo un po' dappertutto, soprattutto sul centro-sud Italia, dove abbiamo risentito di qualche precipitazione temporalesca, se vi ricordate, nella giornata di martedì, nel pomeriggio sera, ha colpito soprattutto la Basilicata e il medio-basso Tirreno. L'alta pressione nel corso dei giorni successivi continuerà ad avanzare a partire da sud-ovest, caldo gradevole su valori di caldo sopportabili, sempre attorno ai 30-32 gradi al nord, un po' sopra il centro fino ai 34 gradi, specie sulla Sardegna. Questi nuclei instabili che mettiamo in evidenza comportano cosa? Comportano una maggiore attività di instabilità sull'Europa orientale. Risentiremo ancora dell'effetto della depressione sul Balcani che potrà portare qualche rovescio pomeridiano locale sulle prealpi centro-orientali, soprattutto sul Friuli e sulle pedemontane. Il flusso caldo quindi continuerà ad avanzare nel corso dei giorni a seguire, mentre delle correnti instabili atlantiche si attivano sull'Inghilterra per portare della instabilità comunque ancora di debole intensità, mentre il caldo africano continua a mantenersi ben attivo tra il Marocco e soprattutto sulla Spagna, con valori di caldo oltre i 38 gradi. Attenzione, perché proprio nel corso dei prossimi giorni l'anticiclone africano continuerà a recuperare terreno, il caldo continuerà a mantenersi ancora comunque sopportabile al nord, ma comunque risentiremo dei primi effetti da parte delle correnti calde africane. Intanto le ultime note instabili che continuano a mantenersi attive sulla Grecia, ancora della instabilità sparsa su quei settori anche sui Balcani, con ancora il rischio di locali temporali anche intensi, mentre l'anticiclone delle Azzorre si ritira in questo caso verso l'oceano per consentire, lasciare spazio quindi all'arrivo delle correnti calde africane proprio da sud, e avremo temperature un po' più calde in questo caso lungo le coste tirreniche, sulla Sardegna, sulla Sicilia. Inizieranno già ad aumentare le temperature al centro e al sud sulle due isole maggiori. Il tempo si manterrà comunque stabile dappertutto, si intensifica invece la instabilità sul nord-ovest dell'Europa, sull'Inghilterra, con forte instabilità a causa della discesa di queste correnti atlantiche. Continuerà a farsi più presente il caldo invece a partire dalla giornata di sabato, quando le temperature aumenteranno in modo deciso soprattutto al nord lungo le coste tirreniche, oltre i 35 gradi anche in pianura padana. Si manterranno attorno ai 33-36 gradi al centro e al sud. La giornata di sabato sono attese ampie condizioni di stabilità sulla penisola, qualche sporadico fenomeno sulle zone alpine e prealpine, ove qualche temporale potrà lambire l'alta pianura piemontese, ma altrove vi sarà prevalenza di sole, temperature in aumento su tutta Italia, come abbiamo detto, condizioni di caldo intenso. Da segnalare questo l'anticiclone delle Azzorre, che è previsto intensificare e proiettarsi sempre più verso nord-est, coinvolgendo quindi anche l'Inghilterra. Sembra proprio che nel corso del weekend, soprattutto domenica, l'anticiclone delle Azzorre si espanderà in modo deciso e esteso fin sul resto dell'Europa, colpendola ma portando comunque un caldo più intenso proprio per l'ingerenza dell'anticiclone africano che ormai si è già addossato sul centro Europa. Purtroppo il nucleo instabile in azione sulla Inghilterra, che porta della instabilità temporalesca su quei settori, non riuscirà a raggiungere l'Italia, portando solo effetti sulle Alpi, proprio perché questo fronte temporalesco viaggerà poi in modo
deciso verso nord, verso la Scandinavia, a causa quindi dell'anticiclone delle Azzorre che spinge con sé l'aria più mite, e di conseguenza non assisteremo a nessuna precipitazione, assisteremo quindi solo all'arrivo di qualche fenomeno locale solo sulle zone alpine. La stabilità e l'afa sarà più moderata, tornerà quindi l'alto tasso di umidità, torneranno quindi temperature più alte al centro e al sud, possibili picchi di 39 gradi anche fino a 37 gradi sulla bassa Val Padana. Questa è una tendenza ufficiale che vedono tutti quanti i centri modellistici e sembra ormai confermata. Non si sa ancora quanto possa durare questa ondata di caldo, vi daremo maggiori dettagli nel corso dei prossimi aggiornamenti. Un ultimo aggiornamento riguarda la Nina, una previsione complicata, diminuisce la probabilità che la Nina possa svilupparsi nel corso dei prossimi mesi. Solo tra il mese di ottobre, novembre e dicembre la Nina diventa più probabile e di conseguenza dovremmo ancora attendere la fase della Nina, che rimane ancora in stato neutrale. Quella Nina, ricordiamo, favorisce il raffreddamento dell'Oceano Pacifico tropicale e consente una maggiore attività di uragani atlantici e quindi di perturbazioni dirette verso il Mediterraneo. Bisogna ovviamente capire quando si attiverà questo fenomeno e se avremo quindi maggiori precipitazioni anche al centro e al sud per la prossima stagione autunnale invernale. Vi daremo consueti aggiornamenti nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci.